ho speso più di 500 euro per un abbonamento annuale per mandare mio figlio a scuola superiore, e nella tratta della via Feltrina le corriere stamattina, ora di andare a scuola e ora di tornare da scuola, le corriere passavano con molto ritardo, e quindi aspetta, ho dovuto portare mio figlio a scuola. Debutto scolastico con le prime difficoltà legate ai trasporti e il racconto di una mamma. Nelle sue parole l'incubo di molti studenti costretti questa mattina a lunghe attese e a lasciare andare i mezzi che li avrebbero portati a casa per salire sui successivi. Erano piene e quindi si fermavano, prendevano 2 ragazzini quando ce n'erano 25 che attendevano, e quindi ho dovuto andare a prenderlo anche al ritorno. Non è andata meglio a Vittorio Veneto, diverse le segnalazioni su disservizi del trasporto pubblico scolastico gestito da una nuova ditta al debutto quest'anno. Il comune è consapevole dei possibili disagi che una ditta esterna del sud Italia avrebbe potuto avere nella conoscenza delle strade, aveva diffuso la notizia ai dirigenti. A Pederobba, anche qui trasporto al rinnovo del bando, il sindaco ha scelto di premiare la territorialità proprio per evitare questi disagi. Che il bando che abbiamo proposto, diciamo, che dà più punteggio alle attività locali. A pesare comunque gli aumenti del costo degli abbonamenti. Si sono lamentati con il sottoscritto perché l'aumento non è stato indifferente, però mi metto nei panni anche della MOM, che con l'aumento che c'è stato nella qualità e nel costo del gasolio è evidente che, viva Dio, deve aumentare anche il prezzo del biglietto.